Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Al via la seconda fase di finanziamenti per l'emergenza di protezione civile dopo l'ondata di maltempo che tra settembre e ottobre del 2024 ha colpito il territorio genovese e savonese. È stato firmato il piano di interventi da oltre 15 milioni di euro che andranno a 32 comuni. Continuano i lavori sulla ciclovia tirrenica di Levante. Il tratto tra Sarzana Centro e Marinella di Sarzana, lungo più di 12 km, sarà fruibile da visitatori e cittadini dal 29 maggio in tempo per tutta la stagione estiva. L'investimento complessivo è di quasi 13 milioni di euro. A Cervo sono stati restaurati 5 edifici storici di particolare pregio. Gli interventi hanno previsto opere di recupero strutturale e artistico, l'adeguamento degli impianti e la riqualificazione degli spazi destinati ad attività culturali, museali e creative. L'investimento complessivo ammonta a circa 1.500.000 euro. A Bolano sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in località Giarizzo. L'investimento complessivo è di oltre 300.000 euro. È online sul canale YouTube della Regione Liguria la seconda puntata del podcast La Voce delle Donne. Ospite Lucia Del Mastro, direttrice della clinica di oncologia medica all'ospedale San Martino e coordinatrice della Breast Unit del Policlinico. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.